Oggi qui a Budapest ci prepariamo per un'altra gara di Formula 1. Non prevediamo grandi ritiri su questo circuito. Tanti piloti e ex piloti sono riusciti a concludere questa gara senza problemi. Ad esempio, Ralf Schumacher le ha concluse tutte le sue 10 presenze al Gran Premio d'Ungheria. Siamo a nord di Budapest per la gara di oggi sui 4 km e 3 dell'Hungaroring. Ci sono 14 curve qui, 8 a destra e 6 a sinistra, in un tracciato in cui la deportanza la fa da padrone e sorpassare è notoriamente difficile. Luca Filippi è al mio fianco come sempre per la gara di oggi. Ok, un commento lampo su Lewis Hamilton. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi è la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara oggi. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Quindi il resto della griglia: Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon, Ricciardo, Perez, Ocon e Lance Stroll, Sainz, Giovinazzi, Mick Schumacher e Norris, l'uomo della pioggia, Kvyat, Kimi Raikkonen e Pierre Gasly, Magnussen, Grosjean. Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. A seconda qualifica dietro a Mick Schumacher. Pazzesco, non siamo in forma, dopo il bel secondo posto del Canada. Due brutti risultati. Ok, ci siamo, conto su di te, non deludermi. Ok, allora è prevista pioggia battente, quindi vabbè, direi di partire così, anche se io partirei onestamente con le hard, però rischio di perdere troppo tempo sinceramente. Vabbè, partiamo così dai, e vediamo, ascoltiamo subito Alex e vediamo in quanto tempo arriverà la pioggia battente. Ok raga. E si parte, Gran Premio d'Ungheria, buonissima partenza, ormai le partenze come indiane ci sono. Devo buttarmi, devo avere un po' di fortuna qua e non fare incidenti. Grandissima partenza, grandissima partenza. Partenza degna di nota. Mick è 12esimo, grande Mick comunque, Previsioni del tempo. Previsioni del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate. Ok, quindi ancora è lei che arriverà alla fine, se ancora non ci sono notizie. Vediamo, staremo a vedere. Comunque grande partenza, siamo in 10ª piazza. Buono. Se devo stare un po' di miscela standard. Però rispetto alla gara di Silverstone, ecco qua ho fatto un brutto errore, ho cambiato la batteria. Bruttissima qua, mi ha fatto un sorpasso brutto, non ho fatto danni, ma Stroll mi ha umiliato. Nessun danno. Una partenza decisa. Adesso c'è Mick, che ragazzi ha un bel passo Mick. Sono soddisfatto di aver preso Mick. Adesso vediamo, lasciamo passare, che ha più ritmo. Vai Mick, passa. Dobbiamo giocare anche d'astuzia. Lui ha le soft. No, in realtà anche lui le medie. Cazzo, ho guardato, Stroll le soft. Ecco, la nuova classifica sembra avere più ritmo Mick. Adesso vediamo se la me lo risupero, chiaramente. Dopo il Canada però prestazioni non meravigliose, mamma mia. Facendo un po' fatica. Ho fatto bene a lasciare superare Mick, così magari può fare qualcosa, perché dobbiamo veramente pensare che sono soldi in più. La scuderia è la nostra, quindi dobbiamo sperare che il nostro compagno porti a casa grandi risultati.
Vai, stiamo usando pochissimo l'ERS. Questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che È quasi questo finita la è il girandola dei della pit vettura che e ti Mick precede, Schumacher è in 4,2 testa, bellissimo. secondi. Mick Schumacher è in testa, mai visto Ghiotto così, grande Mick, comunque una soddisfazione. Gli sponsor saranno contenti, vedi. Potevo fare lo sponsor perché anche il mio compagno può fare qualche genio in prima posizione. Grande Mick. Troppo orgoglioso di Mick. Altro che di Ghiotto, mamma mia Ghiotto. Io vorrei un team tutto italiano, ma troppo piloti italiani forti non ce ne sono. Peccato non avere piloti inventati, tipo non so, ci siano Non anche rallentare il ritmo. La vettura dietro di te non fenomeni ce la fa, stai dietro, tipo forse un po' di rigenerati. carburante. Però veramente non abbiamo un minimo di ritmo neanche oggi come Silverstone, proprio due gare iper sfavorevoli in questo momento. Stiamo facendo un po' da tappo, ma per fortuna qua è difficile superare. Non so quanto potrà durare, di certo anche il Joey ormai le gomme usurate. Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. 10-15 minuti Distanza pioggia, dal compagno di scuderia. 8,1 secondi. dovrebbe essere pioggia battente. Ma non tengo 10 minuti con ste devo metterle hard. Solo che con le hard forse non sarei qua, non lo so, però forse devo metterle hard. Avevo tempo vediamo, vediamo, potrei fare la rischiata, vediamo. Le gomme non sono ancora messe male, bisogna capire se sarà pioggia battente. Che secondo me stavolta cambieremo per la prima volta, metteremo gomme intermedie. Il temporale sta arrivando. Proprio non abbiamo un ritmo decente. Gara non bellissima, dopo tante gare stupende ci sta, dai. Sei al target più 1 di carburante in eccedenza. Target carburante più 1. Ok. Così abbiamo preservato un po' anche il motore, perché nelle gare dove non sono iper favorito sinceramente cerco di usurare un po' meno i componenti. Questa è la tattica cumendiana della Kumenda GP. Adesso cominciamo un po' a spingere. Il distacco è 9,1 secondi. Sì, beh, le Mercedes si stanno massacrando. Ma però Mick tiene la prima posizione, incredibile Mick, eh? Un Mick fenomenale, raga. Ci sta un po' annuvolando. Speriamo sia subito pioggia forte. Io farò di tutto per non fare la sosta, ci provo, raga. Non ho niente da perdere tanto. Vediamo la proiezione. I box adesso vuol dire ultimo. Carità, anche altri hanno le medie, però 10 minuti non sono tanti. Sono riuscito a fare delle gare che sono arrivato a punti con il 90% della gomma. No, 90 no, però 80 mi sembra. I nuvoloni stanno arrivando, i nuvoloni stanno arrivando. Gara non facile, però qua Hungaroring. Previsioni del tempo. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia tra 10 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Ok, sono veramente una bella scommessa, raga.
Io proverò ad allungare un po' la sosta, vediamo se è fattibile. Elemento garia iperregolare. C'è piccolo contatto con Albon. Purtroppo non ero in fase di registrazione, perché cerco di tagliare le parti che secondo me magari sono più pallose. Però ho rotto un po' l'alettone. Non vado ai box, ormai devo aspettare. Ormai devo aspettare la pioggia, ma al 90% gara buttata. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri Tanto Albon danni ai del box. genere. Il distacco dalla vettura davanti è 5,5 Previsioni del tempo. Il radar suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 vabbè. minuti. Fai attenzione. Le gomme Tanto qualcuno ha fuso dietro. per ora. Bandiera verde. Safety car, safety car. Pazzesco, safety car ancora. Mentre il gruppo si compara, È incredibile. il tempo delta positivo. Safety car, pazzesco. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. A sto punto posso fare anche la sosta gratuita a questo punto. Ancora non piove. Ok, rallenta. Metto le soft. Delta negativo, vuol dire che stai Metto a andando posto troppo l'alettone. veloce. Rallenta. C'è andata anche bene, insomma. Incredibile, incredibile. Tutto stupendo, però veramente. È tutto pazzesco, è sempre tutto rimescolato. Ok. Crediamo che presto comincerà a piovere, ti terrò aggiornato. Vabbè, intanto non è un problema. Me la posso fare gratuitamente e soprattutto posso sistemare l'alettone gratuitamente. È importantissimo questo. Le gomme finite. Non dare gas. Chiaro che sono ultimo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Pazzesco, però proverò a superare qualcun altro, però devo mettere, se voglio avere una speranza di recuperare posizioni devo andare ai box adesso. Io ci devo provare. Box in questo giro. Ok, il tempo dell'ultimo giro era 1 minuto 27,5. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Anche se però in realtà C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. bravo, gran sorpasso su Lec. Forse dovrei approfittarne, però finché le gomme vanno bene, ma sono un po' indeciso. Vara. Mamma mia. Sì, andiamo ai box. Andiamo ai box, a mio parere. Arca miseria. Vanno anche agli altri box. Ci sarà una coda interminabile. Dai.
Sarà durissima, ragazzi. Dai, veloci. Vai, Ah, sarà in gara l'uscita da mamma casa. mia. Fuori, esci ora. Abbiamo Prima volta con le gomme risorse a intermedie. disposizione, quella era l'ultima. Adesso bisogna vedere con la... veramente si è visto che il temporale era pesante. Unity box, non riesco a recuperare qualche posizione che la recupero per fortuna. Però faccio fatica anche con la pioggia, non ho proprio ritmo in sta gara. Mick Schumacher sembra secondo comunque. Non che credo. Colpo di mercato geniale. Come il papi, come il papà Schumacher. Grosso abbraccio alla famiglia Schumi, cazzo. Il Solo... distacco dalla vettura dietro di te è 1. E adesso vediamo se riesco a rosicchiare qualche posizione. Tanto adesso vediamo se forse sarà anche da gomme full wet. Speriamo di no a sto punto per Mick. Non la tengo, non la tengo, proprio in Ungheria non ci siamo. Sarebbe troppo bello il podio di Mick. Solo che c'ha Hamilton, Bottas dietro. Vabbè, va a punti Mick, vai a punti, già mi basta Mick. Finalmente è arrivata la pioggia comunque. Solo che purtroppo abbiamo fatto una strategia che poteva essere anche buona, ma con l'incidente con Albon che mostrerò comunque nel replay ci ha un po' rotto i maroni. Occhio. Purtroppo anche con un ritiro o due, cioè, non riesco proprio ad arrivare a punti oggi, devo togliermelo dalla testa. Non ho né ritmo, non riesco neanche ad avvicinarmi a Sainz. Purtroppo. Vabbè, è andata così oggi. Questo è il Cume, può fare bellissime gare, ma anche gare sfortunate. Beh, bello perché imprevedibile. Mamma mia, che previsioni del tempo. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Non è ancora da full wet. Adesso cominciamo a prendere un po' di ritmo. Mancano tanti giri ancora. Non si sa mai che se trovo il ritmo magari mi supero Sainz almeno, guadagno una posizione che non è male. Adesso il nostro cavallo principale è Mick Schumacher, che sta lottando con una Mercedes però. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Mamma mia. Sono condizioni proibitive. Mick per il momento tiene duro, bravo Mick. Come va con il tempo? Sulla pista c'è parecchia acqua, quindi crediamo che sia meglio mantenere le gomme Beh, intermedie. direi vecchio. Grande Mick Schumacher comunque in ogni caso, come il papi sul bagnato. Stiamo cominciando, siamo vicinissimi a Sainz adesso, questa è già una cosa buona.
Ma se riusciamo almeno a finire in una posizione leggermente migliore sarebbe già qualcosa. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Io ci provo. Ci vorrebbe ancora un po' di bagarre davanti. Basta che non sia mica a scatenarla, grazie. Gara difficile per noi. In questo momento i cordoli sono... Sì, che sulla pioggia di solito faccio anche bei risultati. Ma oggi proprio non ci siamo. Mamma mia che dura. Nessuno riesce a superare, ragazzi, comunque l'Ungheria lo sappiamo, è una gara abbastanza orrenda da questo punto di vista. Niente, non ce la faccio purtroppo. Il distacco da quella dietro è Niente da fare, 5,9 secondi. Quanto piove, oh. Era previsto temporale. Se mi tolgo almeno la soddisfazione di un sorpasso. Mamma mia, non si vede più niente. Non si vede veramente più niente. Niente, non riusciamo proprio a superare nessuno. Le auto stanno sollevando un bel po' d'acqua. Non credo che sia già il momento di passare alle gomme da bagnato, però non manca molto. Ok. Beh, è chiaro che non va dei box, un sorpasso l'abbiamo fatto. Ma nessuno andrà a 4 giri dalla fine. La vedo molto difficile come cosa. Certo, se sta allagando la pista, eh. Si sta veramente allagando la pista. Mick rimane secondo, non so come. Grande Mick! Dai Mick, regalaci un po' di soldini almeno tu. Adesso abbiamo Seb e noi a punti, impossibile andare. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Vediamo se qualche deficiente va ai box a mettere le wet. Le full wet, la vedo duretta però. Dai che sono il mago della pioggia, cazzo. Ho anche il soprannome. Mamma mia. Alcune informazioni su Kvyat. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Speriamo sia davanti a noi. Non credo però.
Vettel, Il tuo Vettel. distacco dalla vettura che ti segue E ci aumenta superiamo anche di 1 Vettel. Mamma mia, non siamo così lontani dalla zona point. Dai, dai, dai. Proviamoci. Non è più così impossibile. Mamma mia, non si vede più niente però. Piano. E supera anche questo. C'è solo Kevin. Vara, mi butta fuori. Non ci voglio credere. Ma vara, che stronzi. Non ho parole, non ho parole. Vabbè. Doveva andare così. Ma vaffanculo, va. Mi ha buttato fuori nel rientrare. Ancora l'alettone è andato. Niente, cioè, oggi ce l'ho con gli alettoni. Purtroppo ho perso però il distacco da Magnussen. E quindi il 10° posto non va. Vaffanculo, va. Niente, è andata ormai. Ho 2 giri, non recupero tutto sto svantaggio. L'invidia, c'ho l'invidia degli avversari per non farmi fare il punticino irridato. Ci vorrebbe un ritiro, ma non possiamo sempre aver culo. Sto spingendo al massimo, ci sto provando. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Dai, dai, proviamoci. Non è detto in un giro sotto la pioggia per recuperare tanto. Ok, il distacco da quella dietro Guarda, è guarda come li sto 1,7 riprendendo. secondi. Se non era per quell'incidente potevo finire tranquillamente 10°. Proviamoci, proviamoci. Proviamoci. Con il lettone rotto, chi se ne fotte. Sei all'ultimo giro. Il Cume forse ci prova, è pazzo, è pazzo. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Giusto così. Tre secondi di penalità. Ma porca miseria. Ci ho provato, raga. Ci ho provato. Forse devo avere più pazienza, poter superarli anche qua. Tanti errori. Veramente un peccato. Vince Gigi. Secondo speriamo Mick. Guarda cosa avevo fatto, guarda cosa avevo fatto. Anche nono, zio Ken. Peccato. Grande Mick comunque, grande Mick secondo che ci porta tanti soldi. Scelta di mercato accurata di veneziano. Va bene. Non in pista, però poi la penalità ci butterà a 12esimi, penso. Ok, gara finita. Fai Infatti. attenzione alla macchina mentre entri. Peccato. Pilota del giorno Russell.
Era dato sinceramente a Mick. Vittoria a Budapest per loro. No, ma sono deficiente, non è che hai visto il podio. Ho schiacciato dal nervoso. La Mercedes torna a fare festa dopo... No, per fortuna no. Sì, grandissimo Mick. Una grande emozione. Grandissimo Mick. Grande Mick che ci regala un secondo posto incredibile. Non piove più adesso, sole. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla Grande classifica del Michele, mondiale piloti. peccato. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Oggi Grande non Mick sono mancate Schumacher. le dimostrazioni di talento, Luca. Costruttori, Ma chi è stato saliamo il primo bene. del giorno, secondo te? Ci sarebbe più di un candidato, ma credo che George Russell debba spuntarla di misura. Oggi ha guidato senza sbavature. Che bello vedere Ghiotto fuori dai maroni, grandissimi. La Mercedes aumenta... Vabbè raga, sotto il condone veneziano ci salva il culo Mick, ma per noi grosse delusioni, potevamo far tanto di più. E vabbè, raga, saluto il cubendone veneziano. Ciao! Dopo una gara del genere